Con il taglio del nastro si inaugura il Teatro dell'Efebo, un momento sicuramente importante e in ogni caso significativo quando si apre un nuovo teatro. Sindaco. Certo che è significativo, un luogo di cultura, Agrigento è una città di cultura, qui rappresentiamo i 2600 anni della nostra città, in questa cava gli schiavi cartaginesi tagliarono i blocchi per poi costruire i templi che noi abbiamo alle nostre spalle, una testimonianza viva di quello che Agrigento è stata, è e sarà. Dottore Contino, un lavoro sicuramente importante, la ristrutturazione del teatro finanziato anche con i fondi europei del POC. Certo, perché il teatro qua c'è stato già 20 anni fa con, devo dire, grande successo perché era sempre pieno. Purtroppo ci hanno bloccato perché questa è una roccia ferita dai tagli che furono fatti per costruire templi. Qualche anno fa siamo riusciti, partecipando a un bando, ad avere il finanziamento, abbiamo messo in sicurezza questo costone. Proprio si è fatto questo tipo di lavoro, abbiamo riorganizzato le vie di fuga per il teatro, lo spazio per il teatro e quindi il teatro adesso si può aprire ed è disponibile per Agrigento 2025. Ci hanno diversi appuntamenti previsti. Sì, sono appuntamenti di inaugurazione, quindi sono spettacoli a ingresso gratuito per dare la possibilità proprio agli agrigentini di conoscere questo spazio splendido che alcuni ancora non conoscono. Questa sera al via il debutto al Teatro dell'Efebo qui della provincia, cosa ci proporrai? Una serata contenitore per dimostrare le potenzialità espressive di questo luogo. Interrogheremo le pareti, il costone, il tufo, il cielo, gli scorci che si vedono da questo luogo bellissimo, naturale, un teatro che riapre per la città in vista di Agrigento 2025 sotto le ali del mito di Icaro, perché vorremmo raccontare la possibilità di restare per una volta in equilibrio, di non scottarsi e di non precipitare verso il mare. Chissà se Agrigento sarà in grado. Questo teatro lascia ben vedere una speranza e allora speriamo di restare in equilibrio con Icaro questa sera, con più di 30 artisti sul palcoscenico condotti dal meraviglioso Salvo La Rosa per raccontare attraverso il mito Agrigento e la cultura. Salvo La Rosa qui ad Agrigento all'inaugurazione del Teatro dell'Efebo. Sì, sono molto contento, te lo dicevo prima di cominciare questa intervista, perché ad Agrigento ritorno sempre molto volentieri, è un luogo del cuore dove mi trovo benissimo, soprattutto quando arrivo alla Valle dei Templi e anche in questo teatro meraviglioso, quindi complimenti perché il Teatro dell'Efebo è un posto davvero straordinario e sono doppiamente contento perché ritengo che quando in una città, in un paese si riapre o si inaugura un teatro, un luogo di cultura, un luogo dove fare musica, dove fare spettacolo, quello è un giorno di festa, un giorno in cui bisogna essere veramente molto contenti, per cui complimenti alla provincia di Agrigento, complimenti ad Agrigento che si prepara nel modo migliore a diventare capitale della cultura nel 2025. Posto meraviglioso che si presta per spettacoli importanti e quindi sono contento, ringrazio Marco Savatteri che è il regista dello spettacolo di stasera per avermi invitato qui a presentare lo spettacolo inaugurale, quindi in bocca al lupo Agrigento, in bocca al lupo Teatro dell'Efebo. Quando si apre un teatro è sempre una cosa particolare. Sì, l'ho detto prima, è una grande festa, invece quando purtroppo in un paese, in una città si chiude un teatro perché lì nasce un'altra cosa, quello è un momento di grande tristezza, per cui oggi dobbiamo essere contenti, dobbiamo festeggiare, non è facile aprire teatri nuovi, il fatto che oggi lo stia facendo Agrigento per noi siciliani, oggi sono agrigentino anche io come voi, è una grande soddisfazione, per cui sono davvero felice ed è bello fare questa nostra intervista con le note della fisarmonica di Pietro Adragna che è campione del mondo di fisarmonica siciliano come noi. Cosa potranno vedere gli spettatori? Ma guarda, è uno spettacolo creato, scritto da Marco Savatteri per questa serata, è uno spettacolo di parole, di musica, di danza, quindi uno spettacolo molto bello che devo dire si immerge perfettamente in mezzo a questo tufo, lo sapete, qui gli antichi schiavi venivano utilizzati per prendere il tufo e costruire i templi di Acragasse, di Agrigento, quindi è una cosa molto bella, siamo veramente contenti. Sono stato invitato qui per questa bellissima manifestazione, eseguirò qualche brano di Piazzolla, qualche standard jazz, musica da film, insomma un po' di tutto.